Pensiero del giorno, domenica 6 luglio. Perdonare i torti subiti. Siate gentili e compassionevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Efesini, capitolo 4, versetto 32. Questa parola è tratta dalla lettera di San Paolo alla comunità di Efeso. L'Apostolo parla della vita cristiana come vita di unità e di carità. Dopo aver elencato le cose che l'amore cristiano ci fa evitare, ci dice cosa quest'amore ci spinge a fare. Ed ecco uno dei primi atteggiamenti che la carità ci suggerisce: la benevolenza, la comprensione, la misericordia, il perdono verso tutti. In Gesù vediamo un amore infinitamente accogliente. Gesù non condanna, non esclude mai nessuno, sostiene e incoraggia tutti, non spegne la fiamma tremolante. Il suo amore va alla ricerca della pecora smarrita. È un amore che ricostruisce e ristabilisce la pace. È un amore che perdona senza limiti, che dimentica tutto, che celebra il peccatore che torna alla casa del Padre, rinnovandolo completamente. Dobbiamo guardare a Gesù, pensare a Lui e cercare di avere verso il prossimo la stessa benevolenza e misericordia che Gesù ha avuto verso di noi, che Lui ha sempre e di cui non dubitiamo mai, anche se sbagliamo 100 volte al giorno. Chiara Lubick, stralci del commento alla parola di vita dell'agosto 1988. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.